Un piccolo Parlamento che discute, si confronta, suggerisce idee e proposte fattive di soluzioni. Inizia da qui, dalla base Grande Sud, per elaborare il suo progetto di città. Da Agrigento, dove si vota a maggio per le amministrative, ma via via anche negli altri centri. Grande Sud, afferma il leader e deputato all'Ars Michele Cimino, intende essere forza politica punto di riferimento, capace di rispondere al malcontento diffuso. Bisogna creare le condizioni perché, come nel passato, con l'Azione Cattolica, con la Camera del Lavoro, con i sindacati, la politica riusciva a rappresentare la sintesi delle proposte che venivano fuori da quei contesti, anche ad Agrigento, così come nella nostra provincia, in Sicilia, vi sia un momento di confronto tra chi è impegnato nei consigli comunali, nelle amministrazioni e chi vuole partecipare nella vita del partito. Grande Sud ha le idee chiare su cosa fare ad Agrigento, esiste un programma, spiega Cimino, e può contare all'interno delle persone giuste per realizzarlo. Sembra però destinata a tramontare l'idea di andare da soli alle prossime amministrative. L'avvicinamento tra Gianfranco Miccichè e Raffaele Lombardo lascia intravedere la possibilità concreta di abbracciare il progetto che vede insieme MPA, FLI e Partito Democratico, coalizione quindi con un candidato sindaco unitario. Apriamo ad un dialogo con le forze che sostengono l'attuale amministrazione provinciale per poter proseguire un impegno di alleanza che deve essere utile non soltanto a vincere le elezioni, ma soprattutto a realizzare quel programma che per noi è prioritario. Non un passo indietro o un ridimensionamento progettuale, ma la volontà di poter essere vincenti per incidere sul territorio. Ancora adesso però top secret il nome del candidato sindaco ad Agrigento. Stiamo già discutendo su una rosa di nomi che Grande Sud ha proposto e penso che questa rosa di nomi possa essere condivisa non solo da Di Mauro ma anche da tutta la coalizione che pensiamo di riuscire a costruire sopra.